buongiorno dalla stazione di Philadelphia, Amtrak Station. Siamo qui per prendere il treno per andare a New York. Buongiorno, eccoci qui e finalmente abbiamo trovato un caffè della Pret. Allora, ricordatevi, se venite qui fanno i caffè, costa circa $3, però ne vale la pena. Siamo pronti per fare il nostro viaggio verso New York oggi e siamo pronti per passare una bella giornata nella Grande Mela. Venite con noi. Faremo un viaggio di 1 ora e 30 da Philadelphia a New York e arriveremo alla Penn Station, quindi in centro, super centro di New York. Ci vediamo da lì. Ciao ciao! Ragazzi, siamo arrivati a New York, siamo nella 7th Avenue e adesso ci dirigiamo come primo step di oggi verso Times Square, che è esattamente di fronte a noi. Andiamo a piedi da Penn Station a Times Square, sono circa 15 minuti a piedi, quindi possiamo tranquillamente farlo. E siamo nel cuore della città che non dorme mai. Siamo a Manhattan e noi proseguiamo in questa direzione e andiamo a Times Square. Siamo arrivati a Times Square e si vede perché siamo letteralmente, come posso dire, circondati dal caos. È meraviglioso e adesso proviamo a muoverci verso la scalinata che da qui non si vede ma è dietro l'hot dog gigantissimo. Andiamo a vedere. Ragazzi, siamo arrivati a Times Square, alle mie spalle tanta gente e adesso vi mostro una cosa. Qui sotto, lo vedete alle mie spalle, dietro di me c'è una fila lunghissima di persone che aspetta di fare i biglietti per gli spettacoli di Broadway con tickets e è veramente impressionante. In teoria si dovrebbe venire qui per avere degli sconti sugli spettacoli giornalieri e in molti lo sanno a quanto pare. Però ragazzi, fidatevi, è una cosa fantastica qui, è veramente il centro del mondo. Il centro del mondo è alle nostre spalle e tutto intorno a noi. Siamo sulla scalinata, come vedete, e da qui la prospettiva è veramente bellissima. Faccio vedere anche cosa c'è in alto, perché a New York si viene per guardare in alto, è spettacolare veramente. Toglie il fiato. Ci vediamo tra poco da un'altra location. Qui c'è il delirio. Adesso andiamo verso Rockefeller Center. Camminiamo, sono poche decine di minuti e ci rivediamo da lì. Siamo arrivati davanti al MoMA, eccoci qua, e un video dedicato ai Halal Guys, che sono questi piccoli food trucks che sono esattamente davanti al MoMA, dove potete prendere quello che volete da mangiare, dei piccoli piattini, degli hamburger, tutto halal ovviamente, e sono tipici della zona. Adesso noi proseguiamo verso Rockefeller Center e da lì vediamo qualche bel negozio e magari mangiamo. Stiamo andando verso la Fifth Avenue, ma alle mie spalle c'è il negozio Frau Schwarz dove andiamo, e per molti è il negozio di Mamma ho perso
l'aereo. In italiano, in inglese dovrebbe essere Home Alone. Quindi entriamo al negozio di Paul Schwartz. Ci siamo arrivati, Rockefeller Center. È altissimo! Aiuta! E adesso andremo a vedere magari di qualcosa da mangiare, ma qui è troppo bello. È una giornata caldissima, ma è veramente piacevole, bellissimo. Ora di pranzo con un ottimo bagel e alle mie spalle il Rockefeller Center. Non male, oggi? Allora, stiamo lasciando Rockefeller Center alle mie spalle e abbiamo mangiato bagel, finalmente. 2 bagel, $27, quindi direi bingo, molto molto bene. Adesso andiamo verso la Fifth Avenue. Date un'ultima occhiata alle mie spalle perché è bellissimo, è super divertente. E adesso andiamo a vedere i negozi più belli. Siamo a Bryant Park. Una giornata bellissima. Tutti fuori in questo piccolo parco nel cuore di New York e anche noi. E abbiamo fatto una cosa che non sappiamo come sia andata a finire, ma abbiamo preso una bibita, una Coca-Cola da Amazon Go che in Italia non c'è e siamo nel dubbio di aver pagato che speriamo bene. Ci stiamo riposando, siamo a Central Park e come tutti qui intorno stiamo facendo un riposino. Sono le 2 del pomeriggio e prima di tornare verso la Penn Station ci riposiamo un pochino in piedi perché fa molto caldo oggi. Very hot. E poi riprendiamo la metropolitana, andiamo a prendere il treno e poi torniamo a Philadelphia. Quindi adesso un po' di relax, vi faccio vedere Central Park, bellissimo come sempre, e ci sono anche un po' di elicotteri in alto, non so se si vedono, forse no, ma c'è un po' di rumore, ma è tutto molto tranquillo. Quindi noi ci riposiamo e ci vediamo dopo o forse domani di nuovo da New York. Ciao ciao. Ciao. Ragazzi, stiamo facendo il nostro primo video di oggi e stiamo andando sulla bellissima High Line. Guardate che bello, bellissimo. E oggi abbiamo una special host che conoscerete più tardi. Sta uscendo il sole, guardate dove siamo, è bellissimo. La High Line offre dei panorami fantastici. Stiamo andando verso sud, quindi piano piano una bellissima passeggiata con un po' di verde, con un po' di arte, con un po' di architettura, fantastico. Andiamo avanti e proseguiamo. Eccoci qua, abbiamo lasciato la High Line, abbiamo Manhattan alle nostre spalle e adesso andiamo a Little Island, una piccola isola artificiale molto strana, molto carina, su questi pezzi di cemento, e in fondo si vede Downtown Manhattan, dove andiamo dopo. Bellissimo! Cioè ragazzi, non potete capire dove siamo oggi. Abbiamo avuto un regalo enorme. Siamo, guardate, alle mie spalle, Manhattan alle nostre spalle. Siamo su un rooftop e adesso vi faccio vedere davanti a me. Cioè, è una cosa inspiegabile, veramente. Guardate, siamo sopra Manhattan e dopo andremo in quella direzione. Adesso ci aspetta un pranzo fantastico.
ci sediamo, ciao, e noi mangiamo, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati al World Trade Center e dietro di me c'è il famosissimo Oculus, che è il centro commerciale nuovo che è stato costruito dopo il 9/11, e adesso usciamo per andare a vedere il memoriale. Vi garantisco che è un'emozione incredibile. Adesso andiamo nel punto più importante e andiamo a lasciare anche noi un nostro ricordo. E qui ci sentiamo piccoli piccoli, ci sentiamo veramente molto piccoli. Questo è un momento molto emozionante per me, perché qui ci sono i nomi delle persone che non ci sono più e che sono state vittime dell'attentato dell'11 settembre, e questo è un modo per ricordarli tutti, dal primo all'ultimo, e oggi siamo anche noi qui per lasciare il nostro piccolo ricordo.